Massimo Spata, attore, comico, cabarettista e miglior barzellettiere d'Italia, titolo conferito nel 1997 quando hai partecipato alla Sai l'Ultima. Anzitutto benvenuto. Prepara- Preparatissima. Sì. Grazie, grazie di avermi invitato. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Allora, partiamo proprio da qui. 1997 partecipi al programma televisivo La Sai l'Ultima e vinci. Sì, inaspettatamente. Inaspettatamente, fra l'altro, mi hai detto che quella è stata la tua prima esibizione, il tuo primo palcoscenico. Sì, sì, in realtà avevo avuto altre occasioni di esibirmi, ma erano amici, compagni di classe, mangiate in pizzeria, dai Massimo a raccontarci l'ultima barzelletta. Io ero sempre quello aggiornato sulle barzellette e avevo già una capacità nel raccontarle, per cui ero quella che chiamano l'anima di una comitiva, no? E Eh, quindi quello Poi, era il mio pubblico, però gente che mi conosceva. certo. Quando per la prima, quando per la prima volta sono andato alla Sai l'ultima, il pubblico che avevo davanti era relativamente grande, perché la prima edizione, non so se ti ricordi, ma era con dei tavolini a mo' di ristorante o di bar, dove non c'era la scalinata col pubblico pieno, no? E lì io dissi, vabbè, siamo quattro amici, ci raccontiamo quattro barzellette. E inaspettatamente vinsi. Il titolo di miglior barzellettiere poi è stato riconfermato in un certo senso in una sfida tra Nord e Sud Italia. Sì, scelsero praticamente il miglior barzellettiere del nord contro il miglior barzellettiere del sud, quindi la storia di tutti i tempi della Sai d'Ultima. E abbiamo fatto questa sfida e anche lì ne uscì vincitore, quindi come il campione di barzellette di tutti i tempi. Io ti ho visto di recente in uno dei tuoi spettacoli, sei stato in giro per la Sicilia con i tuoi spettacoli e in mezzo al pubblico ho sentito tanto affetto verso di te, tanta stima da parte del pubblico. È una cosa molto bella e come ti fa sentire? Sicuramente la percepisci tu dal palcoscenico. Beh sì, io lo percepisco quando soprattutto quando scendo dal palcoscenico, quando la gente mi si avvicina e magari mi ringrazia anche, no, che per me è sempre una sorpresa, ma ringraziarmi di cosa? Ma delle emozioni che ci ha saputo dare, delle risate che ci ha fatto fare e questo è sicuramente molto gratificante, dà un senso a quello che fai. Se poi in quello che fai cerchi anche di inserire dei messaggi che per te sono importanti, che per me sono importanti, e vedi che vengono recepiti, percepiti nel modo giusto, è ancora meglio. Perché tu fai ironia poi sulla sicilianità, no? Durante i tuoi spettacoli, anche analizzi i siciliani, tra l'altro, Sì, provincia sì, per sì, proprio provincia. da un punto di vista antropologico, proprio è uno studio antropologico il mio, che viene fuori dal lavoro che precedentemente facevo, perché io non nasco attore, non nasco neanche comico, non nasco, nasco in una famiglia dove papà e mamma erano delle persone poco amiche dei figli. Cioè, c'era questa figura paterna che era preponderante, era imbarazzante. Eh, Mio padre era un medico con cinque specializzazioni, un primario ospedaliero, quindi insomma durante la sua giovinezza aveva compiuto un percorso di studi che era da Oscar. Noi tutto sommato cercavamo di barcamenarci tra una sufficienza e l'altra e quindi avere un padre così sicuramente
ti mette in soggezione. E poi aveva Non sicuramente meno a me. altre, ho sentito anche in qualche altra intervista che hai fatto, non, non avevi tanto l'approvazione della famiglia nella scelta di intraprendere Ah, questa carriera. assolutamente no, perché mio padre distingueva e per lui questo non era un lavoro, era un hobby. Infatti mi ha detto scegliti un lavoro serio e questo lo fai per hobby. E questo poi ti ha Non c'era portato a possibilità, fare tutto un altro tipo di studi un altro percorso importanti, di un altro vita. Sì, sì, e sì. cosa che E, invece, e- sì, dimmi. Invece con i miei figli ho cercato di non essere quello che mio padre è stato con me. Quindi ho cercato di agevolarli in quelli che erano le loro aspirazioni, le loro tendenze. E anche perché io sono convinto che la, la metà della vita la passiamo lavorando. Se non ami il tuo lavoro, è è una vita difficile. Se ami il tuo lavoro e lo ami quanto lo amo io, beh, non avrai lavorato un giorno. Infatti tuo figlio ha scelto di seguire un po' le tue orme, no? È un Sì, attore sì, di sì, sì, sì. successo, Giuseppe Spata. È un attore di successo, Giuseppe Spata ha fatto con Elena Sofia Ricci, era il coprotagonista di quella fiction che è andata su fiction, più che fiction, era un film a puntate, in 3 puntate, dove lui era il coprotagonista. Poi ha fatto il film con Giuseppe Fiorello, Stranezze d'amore, è diventato l'uomo immagine di Diego Della Valle. Quindi, insomma, Belle è sulla soddisfazioni. strada giusta. Tu non Sì, l'hai osteggiato nella sua scelta, eri... mai, mai, anzi l'ho sempre Allora, appoggiato perché ho capito, avendolo già vissuto, ho capito quello che questo ragazzo internamente viveva. È frustrante, però noi eravamo abituati in un modo diverso. Noi pur di non dare un dolore, un dispiacere a mamma e papà, riuscivamo a inghiottire delle pillole che modificavano poi la nostra vita. Ma come fai a dare un dolore a papà? Come fai a dare un dolore alla mamma? Oggi i ragazzi di oggi hanno superato questo handicap, perché è sicuramente un handicap, c'è un rapporto sicuramente diverso con i genitori, è più alla pari. è più alla pari. Allora, partendo appunto dal tuo primo vero spettacolo nel 1997, il tuo primo vero palcoscenico, La Sai l'ultima, da lì in poi sono accadute tante cose, hai fatto tantissime cose, Eh eh, sì, 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 al sì, da lì. teatro, al cinema, Guarda, serie alla TV. Sei l'ultima c'era, in una puntata era ospite Pippo Franco. Pippo Franco mi notò, venne in Sicilia, mi cercò per propormi un lavoro teatrale che ebbe un grandissimo successo, che era L'Anfitrione. Abbiamo fatto più di 89 date in Italia, siamo andati anche a Sarsina, che è proprio il paese di Plauto per le commedie plautine, quindi eravamo guardati al microscopio, eppure abbiamo avuto un gran successo. Quella fu la prima esperienza teatrale di un certo spessore, con un grande attore, perché al di là di tutto Pippo Franco è un grande attore. E poi ricordiamo anche le serie TV come Don Matteo e l'amatissima serie televisiva Il commissario Montalbano, molto cara ai siciliani, tra l'altro. Rosi Abate, anche Rosia lei, Abate. il capo dei capi, Callas Onassis, guarda, Insomma, c'è un lungo devo dire, elenco. c'è un lungo elenco, però nel cuore dei siciliani e nella mente dei siciliani io sono sempre quello che porta il sorriso, quindi sono sempre quello delle barzellette. Ed è una cosa che non mi dispiace, perché regalare sorrisi oggi è una cosa difficilissima, per il momento che viviamo,
considerando da dove veniamo, da 2 anni e mezzo di pandemia, di chiusure, di riaperture, di terrore. E quindi riuscire oggi a rivedere queste piazze dove c'è aggregazione, dove c'è convivialità, dove le persone si guardano, dove le persone interagiscono, ma è un regalo bellissimo se pensiamo a quello che abbiamo vissuto. E poi la risata è assolutamente necessaria. L'ironia Catartica. serve proprio alla sopravvivenza fisica e Sì, 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 mentale. è catartica la risata. Dobbiamo ricordare anche un programma che è stato molto importante per te e per altri tuoi colleghi. E parliamo di Insieme, il programma di Salvo La Rosa, che è stato molto importante Sì. e i siciliani lo ricordano ancora oggi con molto affetto. Guarda, devo dirti che a Salvo La Rosa va dato il merito di aver creato un prodotto che ha unito tutti i siciliani. C'è stato un periodo in cui, insieme nei primi anni, noi in Sicilia siamo circa 5, 6 milioni, un televisore su 2 era sintonizzato con noi. E quindi siamo entrati proprio nella casa dei siciliani, nel cuore dei siciliani, e questo ci ha permesso di lavorare tanto, di fare tante serate, perché probabilmente se mi fossi fermato alla Sai l'ultima e non avessi avuto questo seguito siciliano, chiamiamolo così, eh, sarei stato una chimera, nel senso che la gente si ricordava che ho vinto la Sai l'ultima i primi mesi, dopodiché sarei caduto nel dimenticatoio. Invece, grazie a Salvo La Rosa, è venuta fuori tutta una squadra di comici che oggi continuano a lavorare grazie a quel programma. Si è consolidato proprio il Questo rapporto con il pubblico. sì, ci ha consolidato, ci ha fatto entrare nel cuore dei siciliani, e questo devo dire fu abbastanza traumatico quando si decise che alcune persone dovevano essere escluse, altre invece potevano essere incluse a continuare questo tipo di programma. E lì mi piacque molto il fatto che ci sono state delle persone, io tra queste, che si sono schierate e hanno preso la decisione di rimanere a fianco alla persona che ci aveva reso famosi in Sicilia, E, che è Salvo La Rosa. e approfittiamo per salutare Salvo La Rosa. Ciao Salvo. Ciao Salvo. Allora, c'è anche da dire che a seguirti oggi, soprattutto sui social e su TikTok in maniera particolare, ci sono moltissimi giovani, che non è poi una cosa così scontata per il mondo così come oggi e per quello che No, seguono oggi i giovani. Questa cosa ti fa piacere, no? moltissimo, anche perché mi rendo conto che grazie ai social noi arriviamo dappertutto. Quindi dal quattordicenne all'ottantenne al dodicenne, addirittura ragazzini di 12 anni che mi dicono io mi ammazzo dalle risate, seguo su TikTok, e questo sicuramente è la comunicazione che è cambiata. Prima dipendevamo solo dalla televisione. Oggi la televisione va morendo sempre di più, e invece quello che viene fuori è che i ragazzi tutti utilizzano i social, utilizzano YouTube, TikTok, Instagram, che diventa anche un'arma a doppio taglio, perché è pieno di fake news, è pieno di tanta spazzatura. Ma se ti sai muovere all'interno di questi social, probabilmente riesci a uscirne vivo e arricchito. Assolutamente bisogna usarli bene anche perché oggi la gente usa i social anche per informarsi e per intrattenersi, ovviamente. Tu non sei molto social, però, eh? No, perché non riesco a esserlo. Infatti, ricordo che
alcuni mesi fa, chiesi aiuto a te, se ti ricordi. Ma siccome io sono lì per lì, quindi dobbiamo chiedere, ora ci uniamo e chiediamo aiuto a qualcun altro perché ne ho bisogno Esatto. anch'io. Allora, a parte questo, anzi, lanciamo l'appello. Se qualcuno ci può aiutare a spiegarci qualcosina, è benvenuto. Ma è proprio una figura professionale, non so come si chiama, Social ehm, media manager. Non so se l'ho detto bene. social media manager. Esatto, Quindi appello, esatto, vedi. cerchiamo uno o due social Un media manager. social media manager. Candidatevi, poi vi faremo sapere. Rispetto a un po' di anni fa, non diciamo quanto, 20, 25, perché poi sembriamo troppo vecchi, sono cambiate anche tantissime altre cose, perché sì, i social hanno modificato le abitudini nel relazionarsi con gli altri, ma si è insinuato un po' in tutto anche quel politicamente corretto che un po' forse disturba o censura un po' anche la satira. Tu la senti questa particolarità dei nostri tempi? Sì, non solo la sento, ma la temo, perché cioè adesso non è ma fare satira sulla politica è come sparare sulla Croce Rossa, cioè molto facile, ma i politici sono anche molto vendicativi, nel senso che oggi ti premiano, domani ti cancellano. Allora, io preferisco fare una satira di costume. La satira di costume, là dove ognuno di noi si individua per i difetti, per i pregi, per gli screzi, per le liti che ci possono essere tra uomo e donna all'interno di una famiglia, il rapporto con i figli, il rapporto con gli altri. Perché? Perché ognuno si identifica e ride, ci si rivede. Ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Se ti chiedo, non so se puoi spoilerarci qualcosa, i tuoi prossimi progetti, se c'è qualcosa che ci puoi I miei raccontare. prossimi progetti sono ne parlo volentieri perché è un po' una linea di cambiamento. Ho in cantiere due lavori teatrali molto belli dove si ride perché allora, secondo me, per come vedo io l'arte in tal senso, non ci deve essere qualcosa che ti fa solo ridere o solo piangere, in quanto la nostra vita è fatta di emozioni e in queste emozioni c'è il riso, c'è il pianto, c'è la riflessione, c'è, secondo me, un lavoro dovrebbe essere un contenitore di emozioni umane, in cui ridi, in cui rifletti, in cui piangi, in cui ti entusiasmi. Allora ho scelto due lavori teatrali in cui tutte queste componenti, a mio avviso, ci sono. Quindi Perfetto, quindi, ridi, rifletti e probabilmente riesci anche a commuoverti. e quindi ne riparleremo al momento Ne opportuno. riparleremo, certo. Sì, Perfetto. Io volentieri. ti ringrazio tantissimo per la tua gentilezza e per la tua disponibilità. Io ringrazio te per l'importanza che mi dai. Ti abbraccio, ti saluto. Ci lasci con Grazie. qualcosina di divertente, qualcosina per sorridere un po'. Beh sì, guarda, ti dico, tu sai perché il tonno viene conservato nei supermercati rigorosamente in scatolette rotonde? No, perché? Perché conosce tonno non fa morre guagiato. Eh, cioè, ma lo dovevo aspettare, lo dovevo sapere. Grazie mille, No, grazie mille. Sì, dimmi. grazie a te all'impegno che hai per portare avanti questo Sicilia buona. Grazie mille, questo mi fa tanto piacere. È un onore averti potuto intervistare. Ma noi ci rivediamo, eh?
Ma è chiaro, ci rivediamo perché tutto nasce come un rapporto professionale e poi ci rendiamo conto che si trasforma in amicizia, in grande rispetto l'uno per l'altro, e questo è quello che è successo tra di noi. Ci siamo conosciuti attraverso i social perché tu facevi delle interviste giornalista, ci siamo rivisti durante uno spettacolo in un posto di vacanza, e ci stiamo rivedendo adesso. Cresce la stima, cresce l'affetto, è così che si creano le amicizie. Dal virtuale passi al reale e ti accorgi che il reale è ancora meglio del virtuale. Beh, Eh, quello per forza, speriamo di sì. Io nel mio caso spero che sia meglio la realtà del virtuale, però è facile diventare amici, è facile quando si ha a che fare con delle belle persone, delle belle anime. Io credo che, io credo, Annalisa, che nel mondo si viva di affinità elettive. Quando due persone riescono a trovare un'affinità elettiva, c'è empatia, l'empatia è importantissima e c'è un travaso di informazioni, eh, di conoscenza che non fanno altro che arricchirti, perché attraverso le esperienze degli altri o attraverso il lavoro degli altri capisci molto di più, in Eh, tutto capisci molto di più. Condivido Quindi, pienamente. quindi auguri per il tuo lavoro, auguri di tutto cuore per il tuo lavoro, che tu possa diventare questa Sicilia buona possa diventare il riferimento per tutti i siciliani. Sarebbe bellissimo. Questo è un augurio veramente bello e importantissimo per me, soprattutto perché me lo fai tu. Grazie di cuore, grazie davvero. A presto. Ah, ciao, grazie, ciao.